Le misure che stiamo mettendo in piedi sono delle misure che sono assolutamente irrisorie, perché soprattutto adesso, quando riapriranno le attività che hanno già cominciato ad aprire, ma soprattutto quando riaprirà il commercio al dettaglio, la ristorazione, il turismo, eccetera, eccetera, ci renderemo conto che il problema non è finito, non è esaurito. Il fatto di riaprire le attività è l'inizio del problema, non è la fine del problema, perché di fatto quello che stiamo vedendo che è naturalmente il raggiungimento di quello che dovrebbe essere un equilibrio tra il rispetto della sicurezza e della salute ed il rispetto della salute economica, si sta posizionando per forza di cose in un punto che per tanti è un punto di non ritorno. Da qui a un mese, 2 mesi, 3 mesi, noi avremo la categoria degli imprenditori, non solo quelli industriali, che sarà in seria difficoltà e avrà veramente bisogno di essere aiutata, ma con delle iniziative a fondo perduto come viene fatto in tutte le altre nazioni. Stavamo già guardando il burrone. C'è una fascia di imprenditori che già oggi non potrà riaprire, lo vedremo entro un paio di mesi sicuramente.